Ciao, benvenuti a bentornati sul canale Superalla, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, altra esperienza fantastica per me, la prima in assoluto al Maradona in collaborazione con il Napoli. Sono stato invitato allo stadio da Euronics Tufano, che ringrazio pubblicamente. Chi mi segue su Instagram ha già visto qualche cosa, chi non mi segue che cominciasse a farlo perché lì pubblico in anteprima determinate situazioni. Superallan 5 su Instagram e niente, voglio oggi per la prima volta presenzierò in prima persona ad un evento allo stadio Maradona prima di Napoli-Roma. Non sono nei panni, non vedo l'ora, non sarò da solo, soprattutto sto andando a prendere Roberta, che tra l'altro non ha mai fatto una roba del genere. Cioè sto portando Roberta per la prima volta a fare un qualcosa che non ha fatto manco io la prima volta. Cioè lo fa prima lei che io, non so se ho reso l'idea. Per questi e altri contenuti voglio, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, supportate il contenuto con un bel commento e soprattutto iscrivetevi al canale perché siamo vicinissimi ai 100.000 iscritti e voglio, vi sto dicendo da un sacco di tempo che sto pensando, programmando una grandissima festa con voi protagonisti, quindi iscrivetevi al canale, non vi costa nulla, è tutto gratuito. Andiamo a prendere Roberta e ci vediamo subito dopo allo stadio. Tu non sai minimamente cosa sta per succedere. Ma infatti, cioè, solo dobbiamo andare allo stadio, ma la partita sale 6. E infatti stiamo andando molto prima perché dobbiamo fare altre cose che non hai mai fatto e non immagini neppure. Ci vediamo tra poco. A few moments later. Siamo giunti a destinazione, guardati alle spalle, guarda, c'è il tempio, ma soprattutto siamo in una zona particolare. Sicuramente hanno i distinti. Gli distinti stanno là. Io ho indicato con il telefono un'altra zona. Non ce la vanno in palestra, ingresso palestra. Comincia a fare cardio. Mi hai portato in palestra? Sì, chi tiene la panza. Ciao, scusa, l'ingresso per il walkabout è questo? Sì, aspettare qua, appena ci danno le liste. Ok, vabbè. Oh, ma stai scendendo nella palestra dello stadio? Non sai cosa sta succedendo? No. Sai chi furgone, metti a casa da Ragazzi, voi che mi seguite da più tempo su YouTube sapete che un'esperienza del genere già l'ho fatta diverse volte, ma in realtà mi è stato appena detto che sono il primo creator, il primo influencer a fare un'attività che si chiama warm up. Sacci cree. Adesso lo scopriamo insieme, però stiamo entrando. Io non lo scoso, no, Google Maps. Figurati, stiamo entrando comunque in una parte che già conoscete ed è sempre un'emozione, ovviamente. Questa. Tu invece non sei mai venuto qua. Non lo so dove stiamo andando. Che sensazioni hai? Oh, strane. Cioè stai vivendo il sogno di moltissime persone che guardano questo video praticamente e non sai neanche quello che stai facendo. No. Vediamo qua cosa succede. Che ne sai? Siamo anche col più forte di TikTok Italia. Prima mia volta nel walkabout, che emozione. Non viene l'ora. Sto tremando. No, ma guarda, io l'ho già 3 volte, ma comunque è sempre bello come la prima È volta. un'esperienza, pazzesca. Ecco poi. Giovanni Misura. Grazie. Ecco qua, voglio Napoli-Roma Warm Up Experience 24/11/2024 e poi c'è il walkabout, cioè 2 esperienze in una. Walkabout ok, warm up Sacci cree. Ripeto, lo scopriamo insieme ragazzi, io perciò faccio questi video per condividerli con voi insomma. Ti ho regalato 2 collane, siamo dentro Allora signori, benvenuti innanzitutto per questa esperienza che è un'esperienza molto particolare. Questo è il walkabout, in effetti è un percorso, un'esperienza all'interno delle aree più esclusive dello stadio. Adesso entriamo lato tunnel dove entrano i calciatori, i dirigenti al loro arrivo e anche quando vanno via in effetti passano da quest'area qua. Ci fermeremo spogliatoio ospiti, spogliatoio SSCN, la statua di Maradona e poi avremo modo anche di salire a bordo campo e avremo modo di fermarci lato panchine. Ci fermiamo in quell'area lì che è un'area che a mio avviso è la più bella del tour. Adesso è diventata un'uscita d'emergenza, però è il vecchio accesso al campo dello stadio Maradona e è l'accesso dove non dove fu presentato Maradona, ma è l'accesso dove saliva Maradona e dove inquadravano Maradona. Lì ci sono i famosi santini, famosissimi insomma, che sono gli stessi di 30 anni fa. Noi li abbiamo conservati, la disposizione è rimasta la stessa su per giù. Chiaramente abbiamo creato una teca per il contenimento e per metterli in sicurezza, ma sono gli stessi di 30 anni fa. Che ne pensi che stai al posto di Conte? Che ne pensi che stai nella sala stampa del Napoli? Che sono una contessa. Che vuol dire? Voglio una novità rispetto agli altri 2 vlog. Entreremo nello spogliatoio ospiti, però mi è stato detto che non si possono fare video all'interno degli spogliatoi, quindi farò qualche foto e le metterò qui insomma. Penso che già le state vedendo qualche fotografia. Allora qua intanto già ci stanno le prime cose della Roma. Ah, ecco qua, ci sta qua, ci sono 2 spogliatoi praticamente. Ma no. Che ne pensi che stai davanti al calciatore più grande di tutti i tempi? E non sono io. È la statua. Bravo. E dopo aver visto lo spogliatoio degli ospiti
tipo in questo caso della Roma, ti portano nello spogliatoio del Napoli, ovviamente valgono le stesse regole, non possiamo fare video, qualche foto ce la facciamo, faccio le nuove scarpette, il pantofolo di campioni d'Italia. Qua intanto stanno i palloni, azz. In realtà stanno pure i borsoni, non li avevo visti. Oh io, cosa hai? Scherzo. Dopo un paio di croci davanti la maglia di Nostro Signore e uno scatto davanti quella dell'uomo che deciderà la partita, possiamo andare in campo. Allora, queste sono le scale dove salgono i calciatori, eccole qua. Sensazioni, cioè adesso ti troverai praticamente a guardare dal basso verso l'alto quello che tu hai sempre guardato dall'alto verso il basso. Sicuro che arena. Eccolo qui, eccoci qua ragazzi. Madò. È sempre un'emozione grandissima, cioè lo dico sempre ogni volta che vengo in questa zona dello stadio, cioè ogni volta, questa è la terza volta, infatti mi sento fortunatissimo ed è sempre grazie al vostro supporto che sono qui. Stavolta ho portato Roberta per farle vedere per la prima volta anche a lei e farle vivere questa emozione. È bellissimo, cioè noi praticamente, allora sono partito da lì, poi vabbè sono andato lì, in realtà sono partito da lì, ma nessuno lo sa che io quando ero più piccolo venivo allo stadio con mio zio e con i miei cugini piccoli e distinti, poi vabbè sono andato in tribuna, anche qui bellissima esperienza, e poi sono finito qui oggi per la terza volta. È bellissimo. Adesso andiamo sotto le panchine, facciamo qualche foto e poi c'è un'altra esperienza, un evento in realtà al quale presenzierò personalmente e non vedo l'ora. Signori, calpestiamo l'erbetta che non è proprio quella, però è questa qua. Va bene lo stesso, va bene. Vai, prego, vai in panchina. Ma insieme a Totoro in panchina. A Totoro tu trova. Vai, dalle indicazioni alla squadra. Correre, correre. Ma chi sei l'arbitro, non è l'allenatore? Ah, e come andiamo a fare? Te lo fischietta l'allenatore. Che ne pensi che sei seduto dove si siedono i campioni d'Italia? Tu sei il campione d'Italia? Campionessa del mondo. Termina qui la prima esperienza e non ero per niente pronto a ciò che sarebbe successo da lì a poco. Voglio un ingresso insolito per me, non sono mai entrato da qua. Qua in pratica è dove c'è l'ambulanza, qua dietro. L'operazione sta iniziando, quindi devi già iniziare a creare i contenuti ok, per testimoniare, diciamo, la prelazione. ok. Ed è proprio qui che parte la mia nuova avventura a bordo campo, quella di inviato speciale di Euronics Tufano, che con il suo concorso Tufano vi premia regala un iPhone a settimana. Stavolta i fortunati sono 13 e io e Alici come prima cominciamo a registrare i primi contenuti riguardo l'evento. E ciao ragazzi, oggi siamo a bordo campo con gli amici di Euronics Tufano, è un sogno già questo quello che sto vivendo. Abbiamo appena premiato i vincitori dell'iPhone 15 Pro, partecipate in tanti perché tanti bei premi. Queste sono emozioni che non si possono spiegare ragazzi. Decibel Bellini che mi tocca la testa, non me lo sarei mai sognato. A me l'iPhone lo deve comprare babbo. Subito dopo questo simpatico siparietto con Decibel arriva l'emozione più grande che abbia mai provato. Chi lo avrebbe mai detto? Chi se lo sarebbe mai immaginato? Ho provato una delle sensazioni più belle da quando sono sui social. Già essere a bordo campo è stato unico, poi tutto questo affetto nello stadio della mia squadra del cuore prima di una partita importante è impagabile. Guardare i vostri occhi pieni di gioia nel vedermi mi ha fatto stare bene, mi ha reso orgoglioso, fiero di quello che ho creato. Non so spiegarlo bene a parole, ma so bene ciò che ho provato. È stato come vivere un sogno ad occhi aperti. Mi state regalando momenti che porterò per sempre con me e a breve ne vivrò un altro, unico e inimmaginabile, in compagnia di un calciatore azzurro che stimo. Vi voglio bene, voglio, davvero. Voglio, oggi mi sento veramente un VIP perché Euronics Tufano ci sta trattando da signori. Siamo nell'ospitality qui Sala Champions. Abbiamo un po' parlato anche con i vari vincitori del Tufano vi premia, contentissimi ovviamente, e abbiamo pure mangiato, che è la cosa principale. Sto a dieta, però è un dettaglio. Passiamo quindi a guardare la partita, a gustarci lo spettacolo delle curve per scegliere poi la nostra Star of the Match, il nuovo progetto di Euronics Tufano che in collaborazione con il Napoli premia il migliore in campo di ogni partita. E stavolta toccherà proprio a me andare a Castelvolturno per premiare Matteo Politano, avendolo scelto come mio migliore in campo e soprattutto dopo aver vinto il sondaggio sui canali di Euronics. Sarà un altro grande momento da ricordare e soprattutto da condividere con voi. Non perdetevi questo contenuto, voglio, venitemi a seguire anche su Instagram perché posterò tantissime cose lì. Vi aspetto in tanti e soprattutto grazie ancora per aver reso tutto questo possibile. Il vostro Super Alla. E ciao.